Pronto soccorso di Chioggia assediato dai bagnanti colpiti dalla puntura velenosa di quello che in Veneto si chiama varagno, nel resto d'Italia tracina o raganella. Quest'anno lungo le spiagge di Sottomarina sono davvero molti, spiega il primario del pronto soccorso locale Andrea Tiozzo. È necessario muoversi con cautela soprattutto nei giorni successivi a quelli di forte maltempo che nelle scorse settimane non sono mancati. Il rischio si ha soprattutto nelle giornate dopo le mareggiate, quando il pesce viene a riva, si nasconde sotto la sabbia e resta esposto soltanto un aculeo dorsale. La persona, il bambino, inavvertitamente appoggia il piede e si punge. Immediatamente compare un dolore fortissimo, il bambino inizia a piangere, molto spesso non si capisce cosa abbia il bambino, ma il dubbio deve derivare dal fatto che il bambino piange lì in battigia, dove al di sotto della sabbia si nasconde il pesce varagno. Tra i motivi che portano molte persone, soprattutto bambini, ad arrivare al pronto soccorso in preda a dolori lancinanti, prosegue il medico, ci sono spesso errori grossolani nel trattamento immediato di queste punture. Antiche credenze popolari, come quella che ghiaccio o acqua fresca abbiano effetti benefici, hanno una persistenza incredibile. La cosa da fare subito è quella di immergere la parte colpita nell'acqua calda, perché a differenza di quello che si può pensare, il ghiaccio non migliora la situazione ma anzi la peggiora, perché la tossina che provoca il dolore è una tossina termolabile, quindi viene distrutta dal calore. Immergendo l'arto colpito nell'acqua calda il dolore scompare in maniera piuttosto rapida.